Ascoltando gli ingegneri che abbiamo intervistato ci siamo resi conto dell'elevata professionalità che devono avere le persone che lavorano all'interno di u-blox. Nella seconda parte adesso della puntata di lavoro dedicata a u-blox intervisteremo la responsabile delle risorse umane, la dottoressa Reina, e anche la dipendente di MAV, la Vecchiet, per fare il punto sulle risorse umane, la formazione, i rapporti con l'università qui all'interno di questa azienda. Non si trovano tante aziende in Friuli Venezia Giulia che hanno una sala dedicata al book crossing, ma non solo, è anche sala mensa e anche sala dove si può fare yoga. Dottoressa Reina, da dove è nata l'esigenza, la volontà di realizzare uno spazio di questo tipo in azienda? L'idea è nata sostanzialmente da alcune richieste dei colleghi che poi sono state accolte dall'azienda e noi ne raccogliamo e poi ne sviluppiamo quelle che è possibile sviluppare. L'idea di un book crossing era qualcosa che desse la possibilità ai colleghi di conoscersi in maniera diversa, attraverso libri che avevano regalato delle emozioni alle persone. Ecco, e le persone qua dentro che tipo di formazione ricevono, diciamo così, formalizzata da parte dell'azienda? La formazione sostanzialmente, già quella d'arrivo, è una formazione di tipo ingegneristico. Noi siamo un centro di ricerca e sviluppo, non abbiamo produzione diretta, quindi qui ci sono seduti, ne vedete alcuni che stanno lavorando, dei colleghi che sono ingegneri. Ecco, che tipologia di ingegneri avete, così capiamo anche le professionalità? Certo, sostanzialmente l'ingegneria elettronica, seguita dall'ingegneria delle telecomunicazioni e sempre di più l'ingegneria informatica. Ecco, ma è facile trovare ingegneri sul mercato del lavoro qua in Friuli Venezia Giulia o è difficile? Beh, la sua è ovviamente una domanda retorica, sappiamo quanto sia difficile trovare delle professionalità alte. Per questo motivo noi ci dedichiamo al frequentare università italiane, ma anche estere come l'Università di Ljubljana. Paghiamo dei dottorati di ricerca, ne paghiamo 2 all'Università di Trieste, ingegneria, 2 all'Università di Udine e 1 appunto da quest'anno all'Università di Ljubljana. Dottoressa Reina, nel 2018 quante persone avete inserito qui in u-blox a Asconico? Abbiamo assunto 20 persone, ne avevamo di meno in budget, ma poi abbiamo avuto anche delle posizioni extra budget e al momento sono in ricerca ancora 3 figure. Tutte ingegneri? Tutte ingegneri. Siete riusciti a reperirli tutti qua all'Università di Udine o Trieste o siete dovuti andare in qualche università anche fuori? Siamo andati anche fuori, al Politecnico di Torino, all'Università appunto di Ljubljana, ma gran parte dei dipendenti negli ultimi anni viene da fuori regione, da fuori Triveneto. Ecco, e inoltre vi avvalete anche della collaborazione con MAV, che tra poco andremo a sentire. Sì, per scelta aziendale dovuta proprio al riscontro che abbiamo a livello di CV, non abbiamo mai utilizzato agenzie esterne, però MAV ci ha in effetti aiutato attraverso la segnalazione di alcuni curricula che poi si sono rivelati rilevanti per le nostre ricerche. Ecco, e adesso ascoltiamo l'intervista alla dottoressa Vecchiet di MAV che ci parla dell'esperienza di MAV in questa azienda, appunto u-blox. Dottoressa Vecchiet, in che modo MAV supporta u-blox nella ricerca di personale qualificato volta a far crescere l'azienda? Assolutamente, MAV principalmente supporta u-blox segnalando dei profili con formazione eccellente, soprattutto in ambito ingegneristico, come diceva prima la dottoressa Reina. Ingegneri telecomunicazioni, elettronici, informatici, profili tecnici per cui MAV ha saputo creare proprio una specializzazione. Ovviamente non è semplicissimo trovare questi profili, ma forse ancora di più è difficile valutarne le soft skills. Ecco, parliamo di soft skills. Quali sono quelle che più di tutte un candidato o una candidata deve avere per aspirare a trovare un posto di lavoro qui in u-blox? Assolutamente, allora è fondamentale andare a approfondire gli obiettivi di breve termine e di medio-lungo termine, gli ambiti di interesse e le passioni, anche a livello proprio tecnico, l'ambiente di lavoro che la persona desidera è quello più adatto alle caratteristiche personali e soprattutto l'entusiasmo e la motivazione. Ma perché? Perché effettivamente queste persone andranno a essere inserite in team qualificati e consolidati di altissimo livello e quindi dovranno contribuire in prima persona allo sviluppo del prodotto, che appunto è un fattore vitale per un'azienda come u-blox.
Ecco, e sicuramente anche ci vuole tempo per acquisire le professionalità. Assolutamente, ci vuole tempo e oltretutto insomma, queste figure andranno ad acquisire delle competenze strategiche per l'azienda. MAV ha accolto la sfida di appunto essere l'intermediario in questa tipologia di selezioni ed è consapevole di poter offrire a queste risorse un percorso di crescita di altissimo valore e quindi insomma cerchiamo insomma di supportare queste aziende per essere protagonisti assieme a loro del presente e del futuro del territorio. La rubrica Friuli Lavoro è stata offerta da MAV, Men at Work.